Oggi abbiamo anticipato l'appuntamento con la Regione del Veneto, abbiamo in diretta il governatore Luca Zaia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, si parla di azienda zero, adesso si vuole così tagliare, raggruppare, tutto in mano a una persona sola, ci sono naturalmente i suoi detrattori che dicono non sono d'accordo, dare tutto in mano a una persona sola è una cosa sbagliata, invece perché volete fare questa operazione? Ma guardi, mi lasci dire, il festival delle stupidate, però io chiedo ai cittadini, lo chiedo ufficialmente a tutti i cittadini, abbiamo 22 ULS, no? Sì. Abbiamo 22 uffici legali, 22 uffici acquisti, 22 uffici tecnici, 22 uffici di informatica, abbiamo 300 dipendenti per l'informatica della sanità. Abbiamo, quando dobbiamo fare un concorso, avete visto quello di pochi giorni fa per degli infermieri, si presentano 5.000 aspiranti ed ogni ULS fa il suo concorso. Allora noi diciamo, ma perché non possiamo fare un'unica realtà regionale e risparmiare dai nostri conti a milioni di euro? Chi dice che una persona ha in mano tutto? Ci sarà pure un direttore, no? Che comanda tutto. Certo, ma come dappertutto c'è un direttore, sì. Ma come dappertutto, ma i direttori fanno i direttori, non è che fanno la programmazione e decidono. A me sembra una roba ragionevole, sì. Ed è il mandato che mi hanno dato i cittadini. Peraltro non è neanche una sorpresa, Perry, perché questo faceva parte del mio programma e ne ho parlato dappertutto. Ecco, però una domanda che fanno i cittadini, e più di uno, hanno detto, ma poi se questo capo, direttore, poi sbaglia, si può licenziare? Beh, certo, anche perché, guardi, il problema non è del direttore, prima di tutto perché quando si fa un'azienda zero, gli incarichi sono come quelli dei direttori generali che durano 2 anni e mezzo, 3 anni. Sì. Per cui non è che queste sono assunzioni a tempo indeterminato. E poi questa realtà è una realtà che non è che prende decisioni per la sanità del Veneto, non fa altro che fare gare su decisioni che hanno preso altri. Capiamoci, se decidiamo di fare il policlinico universitario di Padova, tanto per dire una roba reale, sì. Se avessimo l'azienda zero, sarà l'azienda zero che si occuperà degli appalti o quant'altro. E quindi uno può dire, e allora le vecchie ULS cosa fanno? Intanto saranno di meno, una per provincia, sì. Ma i direttori generali delle vecchie ULS si occuperanno della cura dei cittadini, di programmare la sanità sui territori. Perché a noi interessa questo, non ci interessa che il direttore Russi si preoccupi delle gare per comprare le protesi e poi abbiamo 20 prezzi diversi di protesi in tutto il Veneto. Ecco, tornando a parlare di tagli, adesso al governo si discute di questi tagli, questi esami inutili che verranno tagliati per recuperare svariati miliardi di euro. Però lo Stato centrale vorrebbe che fossero le regioni a occuparsi di questo, invece le regioni cosa faranno? Ma guardi, hanno detto che mi hanno fatto fuori dalla presidenza della Commissione Sanità, adesso avete capito perché, no? Avete capito che Rompiballe non è più lì a fare il cattone del censore, ma continuerò a difendere i veneti, tanto è vero che io impugnerò anche questa decisione. Non esiste che tu vai a dire, faccio un esempio, i test allergici se li devono pagare, ma c'è gente che muore da allergie. Cioè, quindi lei farà una battaglia contro questi tagli? Ma come tutte se qualcuno pensa di avermi placcato togliendomi la direzione della Commissione Sanità, si sbaglia, perché io continuo a rompere le scatole come prima. E quindi pensa di portare a casa tutto o almeno una battaglia, almeno una parte? Io penso comunque di portare a casa il risultato, perché comunque io non cedo. Bene, grazie a Luca Zaia, buon Grazie lavoro, a voi. buona giornata, a presto. Buongiorno. Tutto compreso, per dirla tutta. Intanto sono le 11:13.